il suffragio più potente per salvare le anime dal purgatorio e condurle alla porta del paradiso. Salve a tutti carissimi. Oggi voglio parlarvi di ciò che possiamo fare per ridurre il più possibile la permanenza in purgatorio delle anime dei nostri cari defunti che la giustizia divina ha destinato a questo luogo di purificazione. Per capire come fare, dobbiamo rifarci a Papa Gregorio Magno, santo e dottore della Chiesa, che è stato pontefice dal 590 al 604 d.C. Scrive Papa Gregorio Magno nei suoi dialoghi, che è un'opera in cui egli ci parla del destino dell'anima dopo la morte. Ci racconta Papa Gregorio Magno che presso il monastero di Sant'Andrea, da lui stesso fondato a Roma, si trovava un monaco di nome Giusto. Questo monaco aveva commesso un gravissimo peccato contro il voto di povertà, poiché aveva accettato 3 scudi d'oro da un suo fedele. Per questo motivo lo stesso Papa Gregorio Magno lo aveva scomunicato. Alla sua morte, questo monaco era stato seppellito non nel cimitero comune destinato a tutti gli altri monaci, ma in una fossa, ed insieme a lui erano stati seppelliti i suoi 3 scudi d'oro, di modo che la sua vicenda fosse da esempio per far vedere agli altri monaci cosa accadeva a coloro che cadevano nel peccato, rinnegando e respingendo e violando il voto di povertà. Dopo un po' di tempo, Papa Gregorio Magno incominciò a interrogarsi sulla sorte toccata al monaco Giusto, e lo stesso Papa ci racconta nei suoi dialoghi: iniziai ad avere compassione di lui, di quel povero monaco, e incominciai a pensare a cosa potessi fare per aiutarlo. Chiamai quindi il priore del monastero di Sant'Andrea Prezioso e con cuore pesante gli dissi: è ormai passato un bel po' di tempo da quando il nostro fratello defunto si trova nei tormenti del purgatorio, e quindi credo sia il caso di mostrare un po' di carità nei suoi confronti e di fare ciò che possiamo per liberarlo. Assicurati, mi raccomando, che per 30 giorni consecutivi il santo sacrificio della messa venga offerto per lui. Passarono così 30 giorni, durante i quali i monaci celebrarono 30 sante messe in onore dell'anima e in suffragio dell'anima del monaco Giusto. Il 30° giorno il monaco apparve ad un confratello fracopioso e gli disse di essere finalmente approdato e stato ammesso alla presenza di Dio dopo aver tanto penato in purgatorio per le sue colpe.
e fratello Copioso rimase stupito dall'apparizione del monaco giusto e gli chiese: «Oh, e come stai?» E il monaco giusto rispose: «Beh, finora sono stato in una situazione spiacevole, ma ora sto bene, perché finalmente oggi, alla 30ª messa che avete celebrato in suffragio della mia anima, ho ricevuto la grazia della comunione con Dio». Ecco quindi che a partire da quell'episodio narrato da Papa Gregorio Magno si diffuse la pia pratica delle cosiddette 30 sante messe gregoriane. Si tratta di 30 messe celebrate per 30 giorni consecutivi, una al giorno chiaramente, in onore di un defunto di cui si sospetta possa trovarsi nelle fiamme del purgatorio, per poterlo aiutare a accedere il prima possibile alla gloria del paradiso. Circa questa pia pratica delle sante messe gregoriane si devono però fare alcune precisazioni. Sia il Concilio di Trento che il Concilio Vaticano II, per evitare degli automatismi, hanno precisato che le 30 sante messe gregoriane, da celebrare una al giorno durante i 30 giorni successivi alla scomparsa di un nostro congiunto, non devono essere considerate una specie di passaporto per il paradiso, cioè non è detto che esse liberino dopo 30 giorni l'anima del purgante dalle pene del purgatorio, perché la giustizia divina è comunque insondabile, esattamente come la sua misericordia. Quindi Dio può anche decidere, per il bene dell'anima stessa e per fare in modo che essa si purifichi da tutti i suoi peccati, di trattenere l'anima del defunto, a noi caro, anche per un periodo di tempo successivo a quello dei 30 giorni. Tutto dipende dalla imperscrutabilità della divina giustizia, che sa cosa è meglio per l'anima. È anche vero che però che la pia pratica delle 30 sante messe gregoriane costituisce il più potente suffragio che noi che siamo in vita possiamo applicare alle anime del purgatorio per ridurre il più possibile la loro permanenza tra le fiamme del purgatorio ed accelerare l'ingresso dell'anima che ci sta tanto a cuore nella gloria del paradiso. Si ricorda che una pioggia di grazie pioverà su quell'anima pia e devota che farà dire queste 30 sante messe gregoriane con l'intenzione appunto di abbreviare la permanenza del proprio caro o di un'anima ad essa prediletta nel purgatorio. Perché le anime del purgatorio, quando ricevono da noi dei benefici, grazie alle nostre preghiere, grazie alle messe che facciamo celebrare per la loro anima e per la loro memoria, le anime del purgatorio non mancano mai di ricompensare chi fa loro del bene.